È passato un anno, sono momenti che lasciano il segno per tutti. Noi andiamo avanti, cerchiamo sempre di ricordare che la prima cosa da tenere a mente è il rispetto per le vittime e per le loro famiglie e speriamo di riuscire ad aiutarli almeno nel capire che cosa sia accaduto. Ecco appunto l'indagine, a un anno ancora ovviamente non si hanno risposte, dico ovviamente perché c'è in corso un incidente probatorio, ci sono accertamenti tecnici complicati, adesso si attende l'esito appunto dei rilievi dei periti. Sì, è un'indagine particolare, diversa da quelle tradizionali a cui siamo abituati perché non siamo padroni dei tempi dell'indagine, fermo restando che ovviamente il coordinamento è della Procura della Repubblica di Verbania, però noi quello che abbiamo potuto fare nell'immediatezza è fare una fotografia il più fedele possibile a quale fosse la situazione di quello che abbiamo trovato, della gestione della funivia, dello stato delle cose, i rilievi fatti sul posto. Questo è stato quello che abbiamo potuto ricostruire nell'immediatezza. Dopodiché siamo fermi, tra virgolette fermi, perché dobbiamo attendere le valutazioni dei periti, perché è un aspetto troppo tecnico e quindi è fondamentale la valutazione dei periti e capisco che, considerati i tempi che si stanno prolungando, capisco che sia complicato e non facile anche per loro, ma stanno facendo un eccellente lavoro, molto scrupoloso da quello che possiamo vedere e attendiamo le loro valutazioni. Questa vicenda vi ha sicuramente coinvolti anche dal punto di vista umano, oltre che al di là della divisa, e lo dimostra anche il fatto che voi siete stati promotori di un'iniziativa che è consistita nel piantare dei nuovi alberi, no? Un'iniziativa dal forte valore simbolico. Sì, magari serve a poco, però è stata un'opportunità per dare vita a quel posto, per dare un segnale positivo, perché non si parli solo negativamente del Mottarone. Noi abbiamo pochi strumenti, però essendo anche una forza di polizia ambientale e avendo assorbito il Corpo Forestale dello Stato, grazie anche ai vivai della Regione Piemonte abbiamo avuto l'opportunità di reinserire 90 alberi piccolini. Chiaramente ci vorrà del tempo perché possano crescere, ma saranno seguiti dai carabinieri forestali affinché possano crescere senza danni e ridare vita a quella parte del territorio, perché per le operazioni fummo costretti a tagliare 80 alberi e 80 alberi è un numero importante, quindi rischiavamo anche di arrecare dei danni a quel territorio ulteriori. Ecco, ricordiamo anche la complessità poi del recupero dei rottami, la parte è stata gestita dai Vigili del Fuoco, ma con sempre il vostro apporto, è stata anche quella un'operazione complessa. Complessa, gestita egregiamente dai Vigili del Fuoco che hanno fatto un lavoro eccellente, ma io mi permetto di dire a bassa voce, ma insomma perché facciamo parte anche noi degli enti che hanno lavorato tutto attorno a questa vicenda. Tutti hanno lavorato con il massimo impegno in maniera scrupolosa e coscienziosa, quindi questo è uno dei pochi segnali positivi forse che possiamo trarre da questa vicenda.